Si fa sempre fatica a pesare il lutto, la perdita, ma entrambi i genitori è un fatto gravissimo. Omicidio stradale aggravato con pluralità di eventi. Questo è il reato che si configura a carico del camionista moldavo di 44 anni di Padova che sabato pomeriggio in via Adriatica a Jesolo guidava completamente ubriaco il suo furgone, confermato infatti lo stato di ebbrezza con esami ufficiali e unico indagato nel maxi incidente con coinvolte diverse autovetture e un camion con 4 feriti e costato la vita alla coppia di motociclisti originari di Marghera, residenti a Peseggia di Scorzè, di ritorno dal mare in sella all'Harley, Manuela Ghezzo, 60 anni, il prossimo 18 agosto, e il marito Davide Magnanini, 59. A parlare è l'avvocato Simonetti di Mestre, il legale di fiducia dei figli della coppia Simone 30 anni e Federico 25, due ragazzi che in un pomeriggio d'estate hanno perso tragicamente tutto, perdendo entrambi i genitori. È un lutto che merita la massima attenzione, la massima scrupolo, proprio perché anche se il dolore non è che si possa pesare, ma capisce che si tratta di una famiglia di 4 persone che viene dimezzata. Figli che ora chiedono verità su quanto accaduto. Il mandato l'abbiamo ricevuto stamattina, quindi non abbiamo visto nessun documento. Dalle notizie di stampa sembrerebbe appunto che l'omicidio colposo sia aggravato dall'ebbrezza alcolica e, come le dicevo, i camionisti hanno la tolleranza zero sull'alcol nel sangue e quindi i numeri che ho letto sulla stampa sarebbero di particolare gravità. Figli che prenderanno parte alla fase delle indagini preliminari. Se viene disposta una perizia, una consulenza tecnica in questo caso, hanno facoltà di nominare un ingegnere ed è quello che si consiglia sempre in questi casi, perché leggere poi dalla stampa la ricostruzione di quello che è successo non è il modo migliore poi per cercare di affrontare queste tragedie. In questo caso l'omicidio purtroppo è plurimo, nel senso che nello stesso evento perdono sia la mamma che il papà e quindi merita l'approfondimento massimo e la massima diligenza nel ricostruire quello che è successo. Poi i tempi delle perizie sono 30-40 giorni normalmente. Un sabato pomeriggio in apparenza come tanti sulla rotonda Bennett di Jesolo, quello appena trascorso, dove invece la vita di entrambi i genitori di Simone e Federico è stata spazzata via per sempre.